Come stanno andando i lavori all'aeroporto? Molto speditamente direi la cosa importante è che noi avremo un'infrastruttura aeroportuale completamente rinnovata sia nelle parti a terra sia per quanto riguarda le infrastrutture di volo. Il prossimo anno sarà l'anno nel quale rifaremo la pista e poi è un'infrastruttura che si sta dotando, e questo è un fatto straordinario, del polo intermodale con una stazione ferroviaria già adibita per l'alta velocità. Quindi una crescita di traffico importante che non ci aspettavamo e che qualifica davvero tanto il lavoro che è stato fatto in questi 2 anni. L'obiettivo è quello di trovare un partner industriale, non un partner, diciamo, economico. L'aeroporto è stato risanato, ha un piano industriale che è stato approvato, che si sta portando avanti e che tra l'altro sta dando dei risultati oltre le aspettative, sia in termini appunto di risultati, sia in termini proprio di tempistica con i quali li stiamo raggiungendo. Un aumento straordinario del traffico. Per quanto riguarda i primi 7 mesi del 2017, l'aumento delle destinazioni, una trattativa importante con un terzo hub che è quello di Francoforte, insomma stiamo crescendo. L'azienda si può dire risanata, l'azienda fa profitto oltre le aspettative, notevolmente oltre le aspettative anche dello stesso piano industriale vecchio di circa 1 anno e mezzo fa, e è un'azienda, diciamo così, non solo risanata ma forte, che ha bisogno, e questo è l'indirizzo che vuole dare l'amministrazione regionale, ha bisogno di un'alleanza strategica, il che significa non una privatizzazione dell'aeroporto, ma davvero la ricerca di un partner industriale, non finanziario, perché non abbiamo bisogno di fondi o non abbiamo bisogno di finanza, non abbiamo bisogno di banche, non abbiamo bisogno di soldi, noi abbiamo bisogno di una gestione forte che ci permetta di crescere, quindi un partner industriale come del resto sta accadendo in altri aeroporti che dimensionalmente sono simili al nostro. Mi viene in mente ad esempio quello di Bologna, che è un importante sistema infrastrutturale che sta andando in quella direzione. Risultati finanziari a un momento superiore alle attese. Beh, siamo molto soddisfatti, abbiamo non solo centrato l'obiettivo che avevamo nel piano industriale, l'abbiamo superato, direi col buon lavoro i risultati si vedono. E siamo soddisfatti anche perché consentiamo all'azionista di avere una partecipata inutile e consentiamo all'azionista di guardare al futuro e a partnership strategiche con grande tranquillità. I dati più soddisfacenti al momento. Questo luglio, che è un luglio straordinario, questi passeggeri anno su anno più 25%, ci sembra un risultato molto soddisfacente. Questo è il risultato più importante. Si guarda al futuro, molti sono gli obiettivi anche sulle nuove rotte. Sì, dobbiamo assolutamente aumentare i collegamenti. Aumentare i collegamenti significa competitività per il territorio, turismo, industria, commercio, tutti ne beneficiano. Quindi questo è il nostro obiettivo primario.